Mazzaro, allora al di là insomma che è bello vedere che continuano i lavori, si fanno il mercato ittico ha sempre necessità di interventi e come aveva detto molti mesi fa finalmente questi interventi si stanno facendo, quindi insomma sicuramente una cosa positiva. Sì, molto positiva, i lavori si stanno facendo, sono veloci anche devo dire, i lavori pubblici hanno diviso gli interventi in stralci e devo dire che insomma sta funzionando e stanno andando velocemente. Con l'occasione peraltro del rifacimento abbiamo anche iniziato a provare a sistemare il problema degli scarrabili, quindi dei rifiuti. Abbiamo tolto gli scarrabili, messo un compattatore, come peraltro tu hai già avuto Ma infatti era anche questa la domanda che volevo fare, infatti questa notte già come era prevedibile i soliti incivili hanno abbandonato di tutto, abbiamo le foto, abbiamo le mansioni. Ma questa volta abbiamo le foto, c'è la telecamera davanti, non ci sono più gli scarrabili che coprono l'immagine della telecamera. Le telecamere adesso si vedono bene, quindi adesso abbiamo anche già un accordo con il comando di polizia, vedremo come muoverci perché sono evidenti. Adesso anzi vado su dopo e guardo proprio le immagini. Comunque ormai direi che indietro non si torna, andiamo avanti anche con la questione dei scarrabili, li abbiamo eliminati e andiamo avanti col compattatore. Sicuramente c'è da mettere a posto qualcosa perché mi rendo conto per i pescatori il disagio, però abbiamo eliminato un punto fondamentale, cioè chi viene da fuori anche a buttare gratuitamente così alla bella e meglio tutti i rifiuti che c'erano senza un minimo di ritegno. Questo l'abbiamo eliminato, andiamo avanti così, speriamo di risolvere il problema.